Buongiorno, buongiorno alla redazione di Focus TG. Apriamo con una notizia pubblicata adesso dal Gazzettino. A Mirano si dà fuoco e muore dopo una lite con la moglie. L'uomo in preda alla disperazione aveva tentato di dare alle fiamme la palazzina a 2 piani dove viveva. Vedremo di darvi altri particolari durante questa edizione del nostro notiziario. Intanto andiamo a Bassano del Grappa da Vanessa Banzato e dall'operatore Alessandro Costacurta, perché un uomo ha sradicato il palo della segnaletica stradale e ha sfondato la vetrina di un bar. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, hai detto bene, è davvero una notte di follia quando un uomo, un 32enne residente a Bassano del Grappa, in evidente stato di alterazione, così come è stato trovato poi dai carabinieri, ha pensato bene di provare intanto con un grosso sasso a infrangere la vetrata del bar Magia. Ci troviamo in via Quarta Armata, proprio a ridosso del centro di Bassano del Grappa. Non riuscendo a infrangere la vetrata, si è allontanato, ha sradicato un paletto che delimita proprio i parcheggi e ha spaccato il vetro antisfondamento. Non è riuscito a entrare perché ha retto, solo che ha provocato danni che si aggirano sui 7.000 euro. Oggi il bar è chiuso non per turno di chiusura, ma perché la proprietaria oggi ha deciso di tenere chiuso il locale. Difatti si vede proprio è tutto distrutto, ci vorrà un gran lavoro per risistemare, dovrà essere risostituita in pieno la vetrata. Fatto sta che è stato scoperto l'uomo grazie al pronto intervento di un residente che in piena notte ha sentito dei rumori fortissimi che provenivano proprio dal bar, ha allertato immediatamente il 112 e i carabinieri sono arrivati subito sul posto e sono riusciti a individuare, rintracciare e fermare il 32enne. In un primo momento l'uomo avrebbe dichiarato che avrebbe agito in questa maniera perché spinto da un suo conoscente che poi alla vista della gazzella sarebbe scappato. In realtà sono state proprio le immagini della videosorveglianza che hanno vagliato in maniera minuziosa i militari, che hanno portato a dimostrare che l'uomo stava agendo e ha agito da solo. Non si sa ancora, ripeto, per che motivo abbia preso di mira questo locale. Non ha saputo in realtà dirlo neanche lui, perché era, ripeto ancora una volta, in pieno stato di alterazione. Di conseguenza da capire cosa possa aver spinto l'individuo a compiere questo gesto. L'uomo è stato denunciato e comunque non è un caso isolato, perché vi ricorderete che solo qualche settimana fa vi avevamo riportato gli episodi, i plurimi episodi che si erano verificati sempre a Bassano del Grappa, tra Piazzale Cadorna e ancora in via Quarta Armata, di questo individuo che aveva cercato di sfondare una vetrina. In un caso era entrato in un locale, aveva messo totalmente a soqquadro un locale in via Quarta Armata. Di conseguenza anche i gestori titolari dei locali, dei bar cittadini, soprattutto in orario notturno, stanno esprimendo la loro forte preoccupazione, soprattutto negli ultimi tempi. Per il momento, direttore, da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e Alessandro Costacurta. Oggi ci sono in regia Italo Morao e Alessandro Granziera. Andiamo avanti con la cronaca. Questo è stato un fatto, probabilmente non un tentativo di spaccata, ma il gesto di uno squilibrato, perché siamo circondati da persone che hanno problemi di salute mentale, che sono libere di colpire. I vandali comunque sempre in azione. C'è stato un loro raid all'ex casa di cura Breda di Ponte di Brenta. 3 giovani, 2 diciottenni e un ventenne, si sono introdotti all'interno dello stabile abbandonato e hanno seminato il panico. Incendi, fumo nei corridoi, letti e barelle scaraventati dalle scale. È lo scenario trovato dalla Polizia di Stato nell'ex casa di cura Breda, a Ponte di Brenta, a Padova, dove 3 giovani padovani, 2 diciottenni e un ventenne, sono stati sorpresi all'interno della struttura abbandonata dopo un raid vandalico. L'intervento è scattato in via Chilesotti dopo la segnalazione del custode che aveva notato un'intrusione abusiva e la presenza di una persona sul tetto dello stabile. Le volanti della questura hanno raggiunto il complesso e durante la perlustrazione hanno trovato i locali invasi dal fumo,
causato anche dall'utilizzo di estintori azionati dai ragazzi dopo alcuni roghi appiccati con arredi presenti nell'edificio. Gli agenti hanno individuato i 3 vandali nascosti all'interno della struttura. Uno era accovacciato dentro un mobile, gli altri 2 si erano chiusi in un armadio nel tentativo di sfuggire ai controlli. Dai successivi accertamenti sono emersi numerosi danneggiamenti: centraline elettriche divelte, plafoniere distrutte, bagni vandalizzati e sedie per deambulazione lanciate nel vano scale. I 3 sono stati accompagnati in questura e denunciati alla Procura di Padova per danneggiamento aggravato. Per uno dei 2 diciottenni, già aggravato da precedenti, il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto anche la misura di prevenzione dell'avviso orale. Botte, minacce, furti a ripetizione, così per una ragazza di 16 anni è scattato il cosiddetto Daspo Willy. A 16 anni ha già una lunga serie di denunce a suo carico per furti, lesioni personali, minacce e altri episodi di bullismo compiuti nella zona della stazione di Padova, delle piazze e perfino a Piove di Sacco, dove lo scorso ottobre ha picchiato con calci e pugni un venditore ambulante bengalese invalido per rubargli dei fiori. Lasciato dolorante su una panchina, la sedicenne l'ha picchiato di nuovo pochi minuti dopo, quando l'ha nuovamente incontrato per strada. E così il questore ha disposto nei confronti di questa giovane marocchina 2 provvedimenti di Daspo Willy che le vietano per 3 anni di avvicinarsi a tutti i locali pubblici della stazione, di Corso del Popolo e delle piazze. Lo stesso provvedimento che era stato preso nei suoi confronti alcuni mesi fa per vari episodi di furti, ad esempio profumi per centinaia di euro in un negozio del centro, e di bullismo, come quando ha aggredito senza motivo una coetanea, finita poi al pronto soccorso a calci e pugni in un bar della stazione. Da gennaio sono così salite a 25 le misure di prevenzione personale tra Daspo Willy, Daspo fuori contesto e avvisi orali nei confronti di minorenni socialmente pericolosi, tra episodi di bullismo, movida violenta, minacce, furti e rapine. Un fatto meno grave ovviamente di quanto è accaduto a 2 coniugi anziani nella loro villa di Selvana a Treviso. Sono stati immobilizzati e ha tentato di difendere la figlia, che è stata immobilizzata e anche picchiata, tant'è vero che difendendosi da uno dei banditi, mordendolo al braccio, ha perso anche un dente. Adesso ovviamente gli inquirenti stanno vedendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza ed è caccia ai banditi. Potrei stare meglio, dicendo la verità. Ancora un po' scosso, però passerà. Lo shock di ritrovarsi in casa in piena notte 3 sconosciuti col passamontagna. Ezio Colombo, 80 anni, imprenditore, racconta quello che tra venerdì e sabato scorsi lui, la moglie Priscilla Mazzoli, 71 anni, architetto, e la figlia Olimpia, medico oculista di 33 anni, hanno dovuto affrontare nella loro abitazione di Via degli Alpini a Selvana. Mezzanotte e mezza, banditi, forse dell'est Europa, entrati da una finestra. Si sono trovati a mezzanotte con queste persone dentro casa. Mia moglie era ancora alzata, stava finendo di lavare i piatti o roba del genere, e si è trovato un individuo vicino e gli ha detto: scusi, ma lei chi è? E questo gli ha detto: siamo carabinieri. E lei gli ha detto: no, voi non siete carabinieri, avevano il passamontagna, voi non siete carabinieri. E gli ha lanciato contro una sedia, dopodiché è stata presa, immobilizzata. Il cane di casa è stato chiuso in bagno perché non abbaiasse. Colombo era al piano di sopra e da lì ha sentito le grida della moglie. Io ero a letto, ho avuto una di queste persone sempre attaccata a me, non voleva lasciarmi muovere, non voleva che lasciassi niente, e dopo ha cominciato a rovistare dappertutto, cercavano le casseforti e non le hanno trovate perché erano vuote, in quanto avevamo già avuto un furto un paio d'anni fa e non sono più state ripristinate perché erano state aperte col flessibile. Stai tranquillo, non ti succede niente, continuava a ripetergli il bandito, essendo l'anziano cardiopatico. Ma i primi a essere agitati, racconta lo stesso Colombo, erano proprio i rapinatori, gente che di quella casa sapeva fin troppo, era al corrente anche dell'esistenza di una seconda cassaforte. La figlia, rientrando, si è trovata davanti i 3, ha tentato di reagire mordendo la mano di uno di loro, rimettendoci un dente e rimediando un pugno in volto. Per lei 20 giorni
giorni di prognosi. Fisicamente bene, non è successo fortunatamente niente di grave. Quando i banditi, forse attesi all'esterno da un quarto soggetto, se ne sono andati, la famiglia ha allertato il 113. Ingente il bottino, gioielli di famiglia, orologi per decine di migliaia di euro. La polizia ha effettuato rilievi, raccolto testimonianze, al vaglio della squadra mobile i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel quartiere c'è inquietudine e incredulità. Io a mezzanotte ero fuori col cane, abito nei condomini in fondo alla via, quindi sì, sono persone anziane, conosco perché conoscevo la figlia da piccola, è un duro colpo, ecco, quando qualcuno ti entra in casa, soprattutto in questo modo qui. C'è anche un controllo di quartiere per quello che funziona e non so quanto funzioni insomma in realtà, perché fa paura quando c'è gente in casa e che quindi possono essere intanto il trauma psicologico e il rischio magari invece anche di essere pestati o di essere, quindi è una cosa che non può lasciare indifferenti, ecco. Più di mettere l'allarme, chiudere bene la casa, non lo so, fidarsi meno. Sentiamo il commento del sindaco di Treviso, Mario Conte. Sono episodi che lasciano davvero l'amaro in bocca, lasciano molta preoccupazione, paura, perché viene tolta la serenità ai cittadini all'interno delle loro case. Proprio alla luce di quanto è successo, questa mattina mi sono sentito col prefetto, ho chiesto un appuntamento urgente per quanto è successo a Selvana, per quanto è successo a San Zeno. Insomma, è fondamentale rafforzare i controlli nel nostro territorio. Se serve a più mani scriveremo anche al Ministero proprio per chiedere di rafforzare gli organici delle forze dell'ordine. Amareggiato e solidale con le vittime di un episodio di violenza che lascia paura e sconcerto, il sindaco è altrettanto fermo nel chiedere un incontro col prefetto, aumenti dei presidi delle forze dell'ordine, ma soprattutto torna a ribadire che la certezza della pena è l'unico deterrente possibile per questi delinquenti. Dobbiamo reagire in modo forte a queste situazioni perché sono assolutamente inaccettabili, intollerabili, gravissime. E dopodiché io torno sempre sul tema della certezza della pena. Evidentemente se questi delinquenti scelgono il paese Italia per delinquere è perché sono consapevoli che le conseguenze per loro non sono poi così gravi. Si sfoga a più riprese il primo cittadino, evidentemente al limite. È una questione che va assolutamente risolta con leggi severe e con la certezza della pena. Cioè chi delinque in Italia deve avere la certezza che marcirà in galera e così purtroppo oggi non è e queste sono le conseguenze. Torna anche sull'episodio avvenuto domenica in zona Chiesa Votiva, dove 2 nigeriani si sono scontrati a colpi di cacciavite, provocando un ferito. È impossibile presidiare in contemporanea ogni minuto della giornata, ogni angolo della città. È altrettanto vero che i responsabili di questi episodi, italiani o stranieri che siano, devono capire che si trovano sul posto sbagliato. Proprio nel quartiere della Chiesa Votiva i cittadini si sono mobilitati per passeggiate serali di riappropriazione degli spazi, iniziativa che il sindaco sostiene e incoraggia. Spero che iniziative come queste, che hanno questo obiettivo, quello di riappropriarsi dei luoghi, vengano prese come ispirazione e anche incrementate. Io sono a disposizione sia per fare allenamenti, sia per fare chiacchierate, sia per fare passeggiate, purché usciamo di casa e non ci facciamo fermare dalla paura. E nel giro di un mese 4 famiglie assaltate da comando di ladri, di banditi. Ne aveva parlato ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto Gio Formaggio di Futuro Nazionale. Da Nanto e le cose vanno sempre peggio. Nanto è stata l'unica volta che è andata bene, che almeno il bandito l'hanno ammazzato. Cioè dobbiamo arrivare a dire queste cose qua. L'unica volta che è andata bene è stato quando hanno ammazzato il bandito. E il resto hanno sempre perso i buoni. Nel senso, uno non può più tenere in casa niente, orologi, gioielli, cose tue che fanno parte dei tuoi ricordi, vengono portate via in un attimo. Quando non le prendi, non ti legano e non le prendi. Ricordo le anziane a Vicenza che gli hanno spaccato la testa addosso al termosifone per portargli via una catenina, cioè robe da film. Però purtroppo continuano a succedere nel nostro Veneto. E sembra non si riesca a fermarli. Ci sono i buonisti che continuano a dire no, ma le forze dell'ordine non devono ammanettarli troppo stretti, non bisogna. Siamo arrivati al punto che, ha ragione Vannacci, dobbiamo usare l'esercito.
perché preferisco vedere un soldato in mimetica col mitra spianato piuttosto che vedermi in casa quella gente lì, nel senso perché su paesi piccoli, nel senso io abito in una frazione, penso sia la frazione più piccola del Veneto, e ci sono stati una ventina di furti e continuiamo a lanciare sto grido d'allarme e passiamo sempre per gli esagerati, nel senso io ricordo quando ero sindaco hanno fatto una commissione sicurezza con tutti i colonnelli. Allora così ieri sera Gio Formaggio a Focus, ne abbiamo parlato, non va mai bene, non è bene che muoia qualcuno, che si tratti di persone dell'una o dell'altra parte, l'importante si diceva ieri è che non ci siano vittime, che non ci siano morti, che queste bande vengano preventivamente fermate, perché una volta che arrivano sul territorio poi succede quel che è già successo troppe volte, c'è tutta la polemica sulla legittima difesa e quant'altro. Allora adesso voltiamo pagina e vediamo l'ondata di maltempo che c'è stata ieri, particolarmente colpita Verona, ma anche flagellata la Marca, il Veneto orientale. In diretta Daniela Sizia. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, guarda, potremmo pensare di essere in montagna, invece siamo a Mansuè e ti faccio vedere, questa è la grandine, tantissima, una vera e propria tempesta che si è abbattuta qua a Mansuè, fatto è anche difficile camminare, alle 9 di questa mattina, 20 minuti, i cittadini ci dicevano mai visto in 40 anni, in 50 anni, una cosa del genere. Un albero è caduto in mezzo alla statale, bloccando completamente la statale. Un albero è finito addirittura, si è sradicato ed è finito contro una casa. La signora anziana che l'abbiamo sentita intervistata ci ha detto ho preso tantissima paura, avevo mandato mio marito a mettere la macchina a riparo e mi sono pentita perché ho visto l'albero cadere e per miracolo mio marito è tornato. Ha rischiato non solo l'albero ma anche di essere colpito da questa grandine. Tutta questa zona, questa è la zona industriale, è stata la maggiormente colpita perché l'acqua è finita nelle aziende. Noi siamo con il sindaco Arnaldo Piton. Sindaco, è una zona che è stata devastata anche questa. Sì, purtroppo in particolar modo proprio la zona industriale, correggo perché può succedere, siamo in zona industriale a Meduna di Livenza e insomma ho ricevuto diverse telefonate di aziende che hanno avuto diversi danni ingenti perché la forza pioggia, tanta grandine così hanno ostruito sia le cavitoie che le grondaie, di conseguenza acqua sotto e acqua anche sopra, una cosa disastrosa. Ho sentito a telefono il sindaco, il collega Crosato di Cessalto, adesso vedremo di trovarsi magari a domandare appunto calamità naturale perché tra l'agricoltura, le aziende e abitazioni qua abbiamo avuto un sacco di danni. Insomma. E lei diceva ai cittadini l'appello segnalatemi, fate fotografie. Sì, approfitto anche di questa intervista per avvisare i medunesi di segnalare qualsiasi danno che hanno avuto, sia agricolo che di casa, di abitazione o di azienda. Segnalate, fate foto e tutto quanto, inviate in segreteria del comune che vediamo di attivarci. Se avremo la possibilità di avere qualche aiuto da parte della regione, appunto magari per calamità naturale, vedremo di corrispondere un po' di spese, almeno un sollievo in questo senso. Ecco, fra l'altro prima passando per la strada abbiamo visto delle vigne che sono davvero state danneggiate tantissimo dalla grandine e prima sindaco lei ha sentito un agricoltore, c'è davvero disperazione, molti agricoltori sono in ginocchio. Sì, devo dire la verità perché l'agricoltura passa un periodo tragico, gli allevatori e gli agricoltori sono in un periodo tragico. Chi tiene duro per fortuna è proprio il vino, penso al prosecco e altri, i vitigni e qua ragazzi è qualcosa di disastroso, è rimasto proprio il bacchettino su, quindi qua vino quest'anno credo proprio non se ne farà e era sconfortato, deluso veramente, mi dispiace.
Ecco, noi abbiamo girato un po' per Meduna, davvero la gente è disperata, oggi erano tutti con le pale per cercare di togliere la grandine che nonostante sia passato tempo è rimasta ancora a terra e nonostante ci sia il sole non va via, quindi pensate quanta grandine è caduta e con che forza e con che violenza. Come vi dicevo, tantissimi agricoltori sono in ginocchio, noi e dopo ci sposteremo proprio da un agricoltore che ci ha detto io non ho più niente. Ieri stessa situazione, direttore, grandine un po' ovunque, da Paese a Preganziol fino a San Biagio di Callalta. Una delle zone maggiormente colpite è stata quella di Villorba, dove c'è stato addirittura un piccolo tornado che passando ha distrutto, davvero alzato metalli, ferri, ha distrutto delle macchine. Vi faccio vedere questo servizio e poi, direttore, ti restituisco la linea. 30 secondi è arrivato una tromba d'aria, zona Catena Castrette, dove appunto si è battuto su un albero in un parco giochi. Per fortuna nessuno si è fatto male, nessun danno a persone e a cose, e adesso mi hanno detto che nella zona di Castrette c'è stata anche lì una piccola tromba d'aria, sto andando a vedere. Un pomeriggio da incubo in varie zone della Marca, i danni più ingenti nel Villorbese, nel distretto di salute mentale dell'Ulse 2 in via Silvio Pellico, una tromba d'aria ha sradicato la porta d'ingresso che è stata scaraventata a terra. Ha scagliato appunto la porta, eccola là. Certo che per togliere una porta vuol dire che aveva un'intensità abbastanza forte. 30 secondi di una vera tromba d'aria. Non solo, ma 4 mezzi in dotazione dell'Ulse 2 sono stati letteralmente bersagliati da pezzi di metallo e ferro che sono volati a causa del forte vento, finendo contro le vetture, mandando in pezzo vetri e danneggiando le carrozzerie. Fortunatamente nessuna persona in quel momento si trovava nel parcheggio. I danni sono ingenti. Nella vicina casa di riposo Marani diversi alberi ad alto fusto sono caduti all'interno del parco. Danni anche alle coperture di alcune abitazioni, con tegole spostate o cadute soprattutto a Castrette. In via Boccia del 24 un albero è caduto in un parco pubblico e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuoverlo. Un grosso pino ha rischiato di finire sopra delle vetture. E mia mamma è venuta dalla finestra della cucina e ha detto che era caduto il pino, anche perché mia sorella era andata per spostare la macchina giusta in tempo e l'albero è caduto. Le forti raffiche hanno portato via alcuni tendaggi di aziende nella zona industriale, anche un gazebo è volato finendo contro la parete di una ditta, mentre diversi rami si sono staccati dagli alberi e sono finiti sulle strade. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti in diverse zone, ma il tempo che ha colpito tutta la Marca, con pioggia intensa, vento e grandinate in varie località. Colpiti soprattutto i territori di Montebelluna, Signoressa, Drevignano, Paese. A San Biagio una quindicina di minuti di tempesta ha imbiancato il territorio. A Silea e Salgareda campi agricoli devastati, agricoltori disperati, maltempo che in un pomeriggio ha distrutto molte coltivazioni. Grazie a Daniela Sezzia e a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Pioggia, vento fortissimo, anche grandine nell'Alta Padovana. Vediamo. Intenso fronte temporalesco sul Veneto, con l'Alta Padovana colpita da grandinate sparse, pioggia battente e vento sostenuto. La supercella, che poi ha scaricato una violenta grandinata a terra, ha colpito i territori di Villafranca Padovana, Piazzola sul Brenta, Campodoro e Limena, poco dopo le 17, con strade che si sono ritrovate in pochi minuti ricoperte di ghiaccio. Colpita anche la zona di Campodarsego e Borgorico e l'area a nord del capoluogo. Nessun danno a persone o abitazioni. La preoccupazione maggiore riguarda i campi, in una fase delicata per la crescita di mais, ortaggi, frutta e vigneti. In corso in queste ore le valutazioni con sopralluoghi da parte dei tecnici delle associazioni di categoria. La variabilità dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni, in un mese diventato a rischio. Solo 2 anni fa, il 17 maggio, la rottura dell'argine del Muson a Campo San Piero causò l'allargamento di parte del territorio. Il servizio di Francesco Rattai è, per usare un termine del meteo, è un uragano che ha investito una grande multinazionale in Italia, cioè l'Electrolux, che ha
annunciato 1700 licenziamenti. Dovremmo vedere le immagini del presidio, sentiamo. Insieme all'RSU si sono presentati i tornelli per bloccare quello che può essere l'accesso al sito produttivo. Siamo qui davanti ai cancelli dell'Electrolux, fortissima preoccupazione per l'ennesima crisi. Qui numeri altissimi di esuberi proposti dall'azienda, si parla di 1700 su 4500 e quindi la preoccupazione è tantissima. È una proposta dell'azienda inaccettabile. È una comunicazione che bisogna rimandare assolutamente al mittente, perché non si può continuare con queste crisi. Viviamo un territorio trevigiano sempre più povero a causa di queste crisi, un settore manufatturiero che continua a perdere dei pezzi importantissimi. Dobbiamo assolutamente lavorare per mettere in campo nuovi investimenti, per migliorare la produzione e rilanciare tutto il settore manufatturiero, altrimenti rischieremo di impoverire ancora di più il territorio e la qualità di vita delle persone. Un abbandono di una grossa fetta industriale dell'elettrodomestico noi non lo consentiremo e continueremo con le iniziative di lotta. Iniziative di lotta che proseguiranno. Queste erano dichiarazioni raccolte nello stabilimento di Susegana. Stasera avremo a Focus in collegamento per la RSU Electrolux Bruno Augustin Breda. Spostandoci a Vicenza, ci sono grossi problemi negli organici degli infermieri delle strutture ospedaliere. Andiamo in diretta da andiamo da Daniele Garbin. Giornata internazionale dell'infermiere, siamo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Con me Andrea Gregori del Nursing provinciale, buongiorno. Buongiorno a tutti, ai telespettatori. Ecco, è un momento proprio anche, oltre a celebrare una figura importante istituzionale, ovviamente strategica nell'organizzazione sanitaria, è anche un momento di tracciare dei bilanci e soprattutto dei numeri per quello che è una professione che incontra e sta incontrando numerose difficoltà. Innanzitutto, quali sono le problematiche più diffuse? Le problematiche più diffuse sono l'attrattività della professione. Noi in Italia stimiamo che manchino dai 65.000 ai 100.000 infermieri. In modo particolare in Veneto si andrà verso una carenza attorno al 2030 di 9.000 unità e a Vicenza 1 migliaio di unità nei prossimi anni. L'altro dato preoccupante è la grossa fuga di infermieri verso l'estero. Sono stimati 30.000 professionisti che sono andati in cerca di un'organizzazione migliore del lavoro e di una retribuzione assolutamente più adeguata. Ricordiamo che in Italia siamo nella media OCSE, uno dei paesi col più bassa percentuale di infermieri per 100.000 abitanti, ci attestiamo fra il 6 e il 4 e 6 e 9, mentre la media europea è di 8,9. Tra le tante cure che si erano ipotizzate c'era anche la possibilità di trovare un contratto appetibile, si diceva ci devono essere degli incentivi non solo economici ma anche di gestione del tempo. Su questo ci sono stati passi avanti, a che punto siamo? Allora, c'è una trattativa in corso anche oggi pomeriggio a Roma con l'ARAN, l'agenzia deputata alle negoziazioni del pubblico impiego, ma scontiamo lì anche un vecchio contributo delle altre organizzazioni sindacali in cui tengono poco in considerazione la specificità della professione infermieristica e tendono a spalmare gli importi su tutte le figure. Questo sta mostrando nel tempo una carenza di attenzione che soprattutto le giovani leve, ricordiamo che in Italia è anche il paese con la più bassa percentuale di iscritti al corso di laurea, e questo non fa altro che disincentivare l'approccio alla professione. Ecco, parlando e tracciando bilanci, soprattutto in questo momento non possiamo dimenticare uno dei elementi che erano un motivo di preoccupazione, cioè la sicurezza. Anche questo nei pronto soccorsi, nei corridoi, nella sicurezza soprattutto di vari tipi, fisica ma soprattutto verbale, è così? Sì, le aggressioni sono all'ordine del giorno e anche qui c'è necessità, di istruire degli strumenti che possano tutelare il personale. Qualcosa è stato fatto in termini esplorativi con le body cam e altre iniziative, ma non sono sufficienti per mettere in sicurezza tutto il personale.
E vediamo la situazione dell'antavirus, è negativo al test il medico sudafricano in isolamento in un albergo di Padova. A diffondere la notizia Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute. Chiara Gaiani. I 4 passeggeri sono asintomatici, sono in sorveglianza attiva e sono in isolamento fiduciario. Le do una notizia, che tra l'altro siete i primi a saperlo perché è di ieri sera tardi. Un paziente, che è quello veneto, ha effettuato il test ed è negativo. Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare. È ospite della trasmissione Radio Anch'io Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, quando diffonde la notizia. Negativo al test dell'antavirus. I prelievi sono stati effettuati ieri mattina. Il medico sudafricano in isolamento in un albergo della città. Ieri mattina l'uomo era stato sottoposto a 2 test, il PCR, proteina C reattiva, e un test sierologico utile a rilevare gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta a un'eventuale infezione da antavirus. Il risultato è rassicurante, anche se non è escluso che ci sia una positivizzazione successiva, lo ribadiscono i sanitari. Agli operatori dell'ULSS 6 che lo stanno seguendo, il medico avrebbe riferito di non aver neppure visto la donna olandese, poi deceduta in Sudafrica, moglie del paziente zero, che per pochi minuti era salita a bordo del volo della KLM diretto ad Amsterdam con scalo a Roma lo scorso 26 aprile. Con lui altri 3 passeggeri, 2 marittimi, uno calabro e l'altro campano, e una donna straniera che si trova in isolamento in provincia di Firenze. Il 9 maggio l'avvio della quarantena in hotel. Data la situazione clinica non è escluso il suo rimpatrio. Intanto ieri sera il Ministero della Salute ha diffuso una circolare in cui si ricordano le misure di prevenzione esistenti e si prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti ad alto rischio e l'automonitoraggio passivo per quelli a basso rischio. Nel frattempo è stato completato a Tenerife lo sbarco dei passeggeri della MV Ondius e la nave è in navigazione verso Rotterdam. 10 in totale le persone contagiate sull'imbarcazione. Ai 7 casi conosciuti, all'interno dei quali ci sono le 3 vittime, si sono aggiunte una donna francese ricoverata in terapia intensiva, un cittadino statunitense e uno spagnolo, entrambi asintomatici. Di Chiara Gaiani. Aumentano le preoccupazioni dopo la scomparsa di una intera famiglia, la mamma e 2 figli che erano partiti da Castellarquato con 4 cani da Castellarquato nel Piacentino. La loro auto è stata ritrovata nei pressi di Tarcento. Sono state ritrovate anche delle lettere grondanti dolore e inquietudine, quindi si teme, si fa strada l'ipotesi più drammatica, cioè quella di un suicidio. Ricerche prolungate almeno per un'altra settimana, rese difficili in queste ore a causa del maltempo che si è abbattuto violento sul Friuli. Ed è tornata ad operare anche la Protezione Civile di Tarcento. C'è apprensione per la sorte di Sonia Bottacchiari e dei 2 figli adolescenti, con cui è partita dal Piacentino il 20 aprile scorso, recandosi in Friuli per poi far perdere le proprie tracce definitivamente. Il ritrovamento di 2 lettere a casa del padre della donna hanno aperto il campo alle ipotesi più drammatiche. Si fa strada quella del suicidio. I messaggi lasciati nero su bianco, non datati, raccontano di una donna in grave stato di sofferenza e inquietudine. La Procura di Piacenza conferma passaggi molto delicati, intimi e preoccupanti. La procuratrice Grazia Pradella parla di indagini difficili e situazione poco chiara. I telefoni cellulari di tutti sembra siano stati disattivati contemporaneamente. Le forze finora messe in campo dai Vigili del Fuoco e Carabinieri, con il supporto di Forestale ed ora di nuovo la Protezione Civile, non hanno dato riscontri, ma si continua a cercare. I cani molecolari non hanno fiutato traccia del passaggio nei sentieri e nei boschi battuti dai soccorritori. A rendere difficile ipotizzare un itinerario anche l'assenza di immagini delle telecamere installate nel parco e nel parcheggio adiacente al palazzetto dello sport, a poche decine di metri da dove è stata trovata l'auto. Le telecamere ci sono, ma i file si sovrascrivono dopo una settimana. Il materiale raccolto dunque non è servito a fornire elementi. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine. Intanto proseguono le ricerche, ma davvero non c'è nessuna traccia di questa mamma con i suoi 2
i 2 figli. Intanto la Procura di Bologna ha aperto un'integrazione di indagine sul suicidio di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, avvenuto lo scorso gennaio. I magistrati intendono chiarire le circostanze del decesso, preceduto da una chiamata urgente al legale per escludere collegamenti con la nuova inchiesta sulle stragi degli anni 90. Saranno acquisiti gli atti dal Friuli e ascoltati i familiari mentre si attendono i rilievi del RIS sui reperti dell'epoca. L'obiettivo è determinare se il gesto sia legato a motivi strettamente personali o alla pressione delle indagini in corso. Tragedia di Sedico, continuano gli accertamenti degli inquirenti, attesa per la data dei funerali del piccolo Lucas, che è morto mentre il padre era su un muletto all'interno dell'azienda di famiglia. Sedico, c'è una calma e un silenzio irreali attorno al piazzale dove venerdì pomeriggio ha perso la vita il piccolo Lucas De Marca e dove ora mazzi di fiori bianchi lo ricordano. Il muletto che il padre Gabriele stava guidando e che lo ha ucciso è sempre nel piazzale dell'azienda di famiglia, posto sotto sequestro da magistratura e Spisal. Da ricostruire da parte della questura che si occupa delle indagini la dinamica. Lucas era vicino al muletto o era sopra ed è caduto? Il corpo del piccolo è custodito nell'obitorio del San Martino di Belluno, in attesa di capire se sarà ritenuta necessaria l'autopsia o se sarà considerato sufficiente quanto dichiarato dal medico che ne ha certificato la morte venerdì sera. Solo dopo potrà essere decisa la data per il suo funerale. Il padre dovrà essere risentito non appena le sue condizioni psicofisiche lo permetteranno. Ora lui, come la mamma Jennifer, la famiglia e anche i compagni di scuola sono assistiti dagli psicologi messi a disposizione dall'ULT 1 Dolomiti. Per Gabriele De Marca si prospetta come capo di imputazione l'omicidio colposo, con le aggravanti dovute al fatto che il bambino si trovava in un luogo dove non poteva stare. Verso le 17:30 il padre era andato a prenderlo al palaskating di Sedico, dopo la lezione di judo presso la società sportiva Duoshin Dojo, e prima di tornare a casa per la cena erano passati alla De Marca Meccanica in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Diverse le iniziative che si stanno pensando in sua memoria, tra le tante proprio una da parte del Duoshin Dojo che vorrebbe intitolargli una gara nazionale dello sport tanto amato dal piccolo Lucas. Servizio di Fabio Fioravanti, le riprese di Stefano Bozzi. Vediamo dalla prima pagina del giornale di Vicenza l'ultimo saluto ad Angelo, ci ha insegnato a vivere con il sorriso. Una chiesa gremita per i funerali del 17enne, amici e compagni ricordano la sua forza e il suo coraggio. Si chiamava Angelo Gallo. Mi hanno aggredito e picchiato in stazione a Treviso, la denuncia ai carabinieri e il post di Mauro Marin, l'ex concorrente trevigiano del Grande Fratello, che su Facebook ha mostrato le ferite riportate nell'aggressione. Il fatto è accaduto nella tarda serata di sabato, come racconta lo stesso Marin, nella denuncia ai militari. L'ex GF ha chiesto una sigaretta a 2 cittadini magrebini che per tutta risposta, stando alla denuncia, lo hanno aggredito colpendolo con una bottiglia e una cinghia. Per lui 5 giorni di prognosi in ospedale. E torniamo inevitabilmente ai furti e anche ai ladri seriali. Abbiamo visto i 4 assalti in villa nel giro di un mese soltanto in Veneto. Poi ci sono ladruncoli che non si fanno scrupolo di mettere a segno dei colpi ovviamente inferiori a quelli che sono stati messi a segno nelle ville di imprenditori del Veneto. Circoli sportivi, negozi, ristoranti, furti messi a segno senza una logica, ma tutti tra Preganziola e Mogliano Veneto. Poi il cerchio si è stretto attorno al responsabile e i carabinieri l'hanno individuato. Ora il 29enne di origine brasiliana, già noto alle forze dell'ordine, è denunciato a piede libero. Nel periodo tra aprile e maggio ha messo a segno una serie di colpi in danno di polisportive, soprattutto nel comune di Preganziola e di Mogliano. Si è arrivati a lui grazie all'esame delle videosorveglianze comunali e private, quindi che avevano ritratto un po' il giovane che si aggirava nelle zone immediatamente prima e dopo aver commesso i colpi.
L'uomo, residente a Preganziol, è ritenuto responsabile di numerosi episodi, visti gravi indizi nei suoi confronti, in particolare del furto di un registratore di cassa dalle piscine di Preganziol, capi d'abbigliamento sportivo alla Polisportiva Moglianese, 2 telefoni cellulari alla Polisportiva Terraglio di Mestre, circa 100 euro e alcune bottiglie di liquore nella sede del Mogliano Veneto Rugby, nonché di circa 100 euro dalla Casetta del Latte e dal Circolo Anziani di Preganziol. Inoltre gli sono addebitati una serie di tentati furti, ai danni tra l'altro della farmacia Ventura di Mogliano Veneto e della pizzeria Quelli Giusti di Preganziol. Abbiamo trovato un po' di abbigliamento sportivo, chiaramente il fondo cassa, quindi alcuni soldi contanti che riguardavano il fondo cassa di queste polisportive, e in più abbiamo addebitato a lui anche 3 tentativi fatti in alcune attività commerciali sempre tra Preganziol e Mogliano Veneto. Andiamo alla prima pagina dell'Arena di Verona, pochi minuti di finimondo, un tetto si stacca e plana un isolato più in là, decine di alberi caduti, ferito un vigile del fuoco. Sentiremo poi Marta Zatta in diretta da Verona perché i danni sono stati ingenti e, come vi dicevamo in apertura, il maltempo ha colpito anche il Veneto orientale. Andiamo da Federico De Ros che è a Bibione. A te Federico. È ancora in esterna? Sì, Vai. Buongiorno direttore, ben ritrovati. Siamo a Bibione Pineda, come potete vedere dalle immagini che parlano davvero da sé. La violenta perturbazione che si è abbattuta ieri lungo il litorale veneto oggi c'è la conta proprio degli stessi danni, con i residenti, gli operatori del settore che stanno contando proprio e vedendo con i propri occhi tutto quello che è successo. In pochi minuti una violenta perturbazione caratterizzata da una forte bomba d'acqua e soprattutto da una tromba d'aria. Come potete vedere dalle immagini di Michele Zanette, questo gazebo dell'abitazione completamente divelto, per non parlare anche di tutti i tetti, da gran parte dei tetti della zona che sono stati scoperchiati. Come potete vedere dalle immagini, questo è del polistirolo che è stato completamente sradicato dal vento da queste coperture proprio del tetto, completamente andate divelte. Per spostarci poi da questo lato, come potete vedere, questi 2 alberi della villetta completamente sradicati al suolo. Poco fa, prima di venire in diretta, abbiamo parlato anche con il proprietario che ha parlato di una tragedia sfiorata, dato che ha davvero mancato per pochi metri la propria villetta. Per farvi vedere proprio, guardate anche qui la grandezza, proprio il diametro di questo albero completamente sradicato al suolo. In questo caso fortunatamente non ci sono stati feriti, i proprietari non erano in casa, per poi spostarci anche da questo lato con una veranda completamente andata distrutta in questa corte interna di questo plesso di appartamenti, per poi spostarci da questo lato. Qui proprio le immagini ancora una volta parleranno da sé. Come potete vedere, pezzi di albero e tutta una parte di tetti scoperchiati che sono stati accatastati qui e che fino a questa mattina all'alba si trovavano sparsi lungo la carreggiata principale, tutte le vie secondarie. Potete vedere sempre dalle immagini anche ancora una volta la grondaia che con il vento stava un po' traballando, antenne completamente divelte, alcune anche abbattute proprio dal vento. E poi ritorniamo qui dalle grondaie che, come potete vedere dalle immagini, oltre al peso, perché sono veramente molto molto pesanti e lunghe, sono state sradicate completamente dalla tromba d'aria di ieri. Per spostarci poi anche da questo lato, tra l'altro c'è un punto che adesso non vi possiamo far vedere, che è abbastanza distante da qui, che è stato colpito proprio gli alberi sono caduti proprio a ridosso
di un condominio fortunatamente in quel momento disabitato, per poi spostarci anche qui all'hotel Iki, che ha avuto dei danni davvero importanti. Abbiamo parlato con la titolare che ci ha raccontato che in un minuto questa tromba d'aria, questo vortice aveva provato ed era entrata addirittura all'interno della hall per poi fuoriuscire in una porta secondaria, però ha davvero rotto, frantumato dei vetri, portato via tutti i tavolini che adesso vedete posizionati, quindi anche qui tutti gli operatori stanno facendo davvero la conta dei danni. Guardate qui quanti anche tronchi sono stati tagliati per portarvi poi a queste immagini veramente impressionanti con questo albero veramente molto molto grande, assieme anche agli altri due che sono stati completamente sradicati, uno dal marciapiede e l'altro dal terreno. Però potete vedere anche dalle immagini di forte impatto, proprio dalla grandezza e dalla potenza anche dello stesso vento, ma anche della stessa bomba d'acqua che ieri si è precipitata lungo il litorale veneto. Ora le strade, le carreggiate si sono fortunatamente anche asciugate grazie al sole che sta splendendo a Bibbione da qualche minuto, però erano trasformate davvero in veri e propri corsi d'acqua. Guardate anche qui completamente sradicato, divelto, alcune mattonelle addirittura del marciapiede. Questa diciamo che è la situazione purtroppo di Bibbione Pineda. Infatti sentiamo tante motoseghe anche sullo sfondo, proprio perché sono tutti operativi, attivi, e si sono precipitati anche da altre città del Veneto e del Friuli, e poi gli stessi proprietari per vedere in che condizioni versavano le loro abitazioni. Quindi oggi purtroppo per Bibbione c'è la conta dei danni. Fortunatamente non si registrano al momento feriti, impegnati sul posto vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale per tutti i rilievi, quindi si sta effettivamente cercando di capire quanti danni e che cosa ha provocato il maltempo di ieri. Per il momento da Bibbione è tutto, a te in studio. Grazie molte a Federico De Ros, credo con Michele Zanette per la parte tecnica. E adesso invece, sempre per il maltempo, andiamo a Verona. Ci sono stati danni anche in centro storico, un'ondata di maltempo fortissima. Andiamo da Marta Zatta e da Cristian Roque Allende. A te Marta. Non sento il direttore. Sei in diretta Marta, vai pure. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi ci troviamo in questo momento davanti al centro commerciale Adigeo, colpito tra gli altri anche appunto dalle fortissime raffiche di vento che hanno divelto le porte dell'entrata, dell'ingresso del centro commerciale che vedete alle nostre spalle, porte che sono state prontamente sostituite. Pensate che le raffiche di vento ieri hanno raggiunto i 100 km orari. Io in questo momento sono in compagnia con Fabio Fornasier, che è il center manager, direttore del centro commerciale Adigeo. Allora, un gran spavento, una grande paura, però per fortuna, diciamolo, non ci sono stati feriti. Abbiamo visto le immagini, insomma, terrificanti. Sì, buongiorno. In effetti il vento è stato molto forte, si è trattato di fatto di una tromba d'aria, un uragano, ha colpito la nostra zona, il nostro centro, ma non ci sono stati danni a persone, ovviamente la priorità, e danni limitati a cose. Le porte d'ingresso pedonale sono state scardinate, ma sono state prontamente ripristinate dai nostri tecnici già ieri sera, quindi nessun problema per la fruizione del centro. Quindi è rimasto solo un gran spavento, per fortuna, diciamo così. Per fortuna sì, gran spavento per noi, per gli operatori, ovviamente per i clienti presenti, un po' di lavoro per noi, ma tutto a posto alla fine. E un gran lavoro anche da parte dei tecnici, dei vigili del fuoco, che da ieri sera e tuttora sono al lavoro per colmare i danni subiti fatti da questo maltempo che, ricordiamolo, si è scagliato su Verona e sulla provincia di Verona dalle 18 e di fatto è durato pochissimo tempo, in realtà 10 minuti, ma ha veramente seminato il panico, con caduta di centinaia di alberi, strade allagate, ma per fortuna
fortuna, diciamo, ci sono i vigili del fuoco che insomma sono intervenuti, non sono stati registrati feriti, però insomma sono tuttora al lavoro anche per sgomberare strade eccetera. Io sono con Rodolfo Ridolfi, che è il funzionario tecnico antincendio dei vigili del fuoco di Verona. Insomma, lo dicevamo, siete ancora al lavoro, parlavamo di più di 50 interventi. 55 finora gli interventi già portati avanti dai vigili del fuoco, e a supporto delle squadre di Verona sono arrivate anche squadre da Vicenza e di Rovigo. Nel momento clou erano 10 le squadre per 80 vigili del fuoco impegnati sul campo. Abbiamo ancora 32 richieste di intervento da evadere che contiamo di risolvere nel più breve tempo possibile. E quali sono state le zone più colpite? La zona della città, soprattutto Borgo Roma, la zona sud di Verona, ma anche il centro. I 10 minuti, come diceva giustamente prima, sono stati intensi e hanno creato grossi problemi sia alle strutture, quindi con i tetti scoperchiati e parti pericolanti di fabbricati, ma soprattutto tante piante che sono cadute anche sulle vetture. Questo chiaramente va attenzionato, perché non sappiamo mai se all'interno della macchina ci sono occupanti o meno, e quindi da parte nostra l'intervento deve essere quanto più possibile immediato. Ci sono delle zone o delle vie magari nelle quali i cittadini non possono circolare, magari perché siete al lavoro, e magari vogliamo anche ricordarlo, insomma, di prestare attenzione magari a determinate zone? Allora, attualmente non ci sono strade chiuse al traffico, ci sono alcune zone dove stiamo lavorando e chiaramente vengono segnalate di volta in volta. Più che altro ci saranno probabilmente dei restringimenti di carreggiata dovuto ancora a qualche ramo, qualche materiale da recuperare. Ecco, io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi, che tra l'altro ha ancora molto lavoro da fare. Davanti alla Digeo a Verona è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie alla nostra inviata Marta Zatta con Cristian Rocche a Jende per la parte tecnica. Tanta acqua su tutto il Veneto, e invece il lago Ghedina senza acqua, dice il Corriere delle Alpi. Ha inciso la pista da bob, una disputa tra SIB e Simico su una perdita, problemi di permeabilità del lago, una perdita lungo le condotte vicino alla pista da bob. Emergono le cause del prosciugamento del lago Ghedina avvenuto a marzo. Su questo divergenze tra SIB e Simico sulle responsabilità. Torniamo alla cronaca nera. Il sindaco di Vigonza che denuncia un tentativo di truffa subito e avverte i cittadini: fate attenzione a chi vi chiede soldi. Avvicinato da una donna incinta al distributore di benzina che gli chiede soldi perché deve fare rifornimento e non ha il portafoglio, il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro ha sventato una truffa. La donna infatti era solo l'esca ed era invece in compagnia di 2 uomini che l'attendevano in auto. Il sindaco Boscaro le ha rivolto delle domande e la donna poi ha iniziato a inveire contro il primo cittadino. Quando ho capito la situazione le ho chiesto il nome e cognome, gli ho detto facciamo una verifica coi carabinieri, perché appunto una donna in condizioni di fragilità in un piazzale dell'autostazione la domenica pomeriggio è un po' una situazione delicata, e quindi lì lei è andata in escandescenza. Al rifiuto del sindaco di darle dei soldi, la donna ha minacciato di lanciargli il malocchio, ma il sindaco non si è fatto intimorire e ha chiamato i carabinieri. Prima mi ha detto che io in realtà non ero il sindaco, poi mi ha detto che anche a me sarebbe capitata una brutta cosa, e poi mi ha detto ti farò il malocchio in modo tale che anche per te la fortuna girerà. E lì con una battuta sono andato via, gli ho detto guarda, mettiti in fila, c'è tanta gente che augura al sindaco ogni cosa. Boscaro avverte i cittadini e li invita a stare attenti a non cadere in tranelli come quello della benzina o dei finti tecnici, carabinieri e avvocati che si presentano a chiedere soldi. Il messaggio che voglio dare è duplice: da una parte non dare mai soldi a queste persone, ma chiamare appunto, soprattutto se millantano situazioni di pericolo, chiamare le autorità, chiamare i carabinieri o il pronto soccorso se chiedono assistenza sanitaria, e lo stesso anche quando si presentano nelle abitazioni perché si fingono addetti del gas, carabinieri eccetera, o anche in certi casi che abbiamo visto fortunatamente non andati a buon fine, quando chiedono dei soldi dicendo che c'è stato un incidente a un parente. Adesso, questo era il sindaco di Vigonza, e adesso vediamo la truffa ai danni di una donna che è stata truffata per anni ed è stato denunciato un 24enne che ha falsamente
prospettato l'esistenza di gravi ed inesistenti problemi giudiziari a carico del figlio della donna. Un inganno crudele e logorante. La vittima è una madre vicentina. Da 4 anni un giovane le prospetta gravi problemi giudiziari a carico del figlio ventenne. Ma è tutto inventato, si tratta di un inganno. Se vuoi salvare te e tuo figlio, devi fare come ti dico io, insiste il truffatore. La donna, una 59enne di Longare, ormai soggiogata, viene indotta dalle continue manipolazioni psicologiche a versare al malintenzionato in più riprese oltre 132.000 euro per fantomatiche spese legali. Intervengono i carabinieri di Longare. Gli investigatori esaminano i tabulati bancari e documentano i ripetuti bonifici e versamenti da parte della donna, accertando che l'indagato, un 24enne italiano disoccupato di Montegalda, ha sperperato i soldi versati dalla donna acquistando un SUV di lusso da 90.000 euro. Le indagini consentono all'autorità giudiziaria di Vicenza di emettere un decreto di sequestro preventivo della macchina e di bloccare i conti correnti dell'indagato. Il 24enne è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata, ma soprattutto è stato stroncato l'odioso raggiro e restituita serenità alla vittima. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, e davvero bisogna fare attenzione perché i truffatori sono scatenati. Se ne è presentato uno in una farmacia con una prescrizione apparentemente perfetta, ma poi i carabinieri hanno scoperto un vero kit di documenti sanitari falsi. Voleva ottenere farmaci antidolorifici utilizzando ricette mediche false. Per questo un cittadino nigeriano di 33 anni, residente ad Asiago, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Thiene con l'accusa di falsità materiale commessa da privato. Tutto è partito nel pomeriggio del 5 maggio in una farmacia del centro di Thiene. L'uomo si era presentato al banco esibendo una ricetta bianca apparentemente regolare, con tanto di firma e timbro di un medico in servizio all'ospedale di Sant'Orso. Ma i dubbi dei farmacisti hanno fatto scattare l'intervento dei militari del nucleo radiomobile. I controlli incrociati hanno permesso di accertare che il documento era in realtà falso. A quel punto i carabinieri hanno approfondito la situazione con una perquisizione personale dell'uomo e del veicolo utilizzato dal 33enne. Ed è lì che è emersa una situazione particolare, un vero e proprio kit documentale illecito, altre ricette mediche analoghe e 2 referti medici falsi, tutti intestati in modo fittizio all'ospedale di Sant'Orso. L'intero materiale è stato sequestrato e messo a disposizione della magistratura di Vicenza. Servizio di Ivano Tolettini, andiamo in pubblicità con i nostri registi Italo Morao e Alessandro Granziero. State con noi, state con noi. La politica con una campagna elettorale sempre più accesa a Venezia, tra video shock, accuse e toni ritenuti violenti e minacciosi. A scatenare le ultime polemiche il video pubblicato su Facebook da un veneziano che aizza il proprio Rottweiler contro il volantino di 2 candidati del Partito Democratico. Anna Maria Parisi. Questi vol e moschee a Venezia, sti qua, diciamo che si può mettere casa sua, ma bon, su quelle proprietà che ha, sti bei signorini di sinistra. Dai, guarda qua, vai! Tappio! Bravo! Abbiamo mortegare sti sordi. Bravo! Questa è la fine che merite. Sbranai vivi, sorgi. Meritate di morire sbranati vivi, sorci. Si rivolge così nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook un veneziano che aizza il suo Rottweiler contro il volantino elettorale di Margherita Fonte e Mattia Costantini, candidati del PD che ora stanno valutando azione di tutela legale anche in sede penale.
Immediata la condanna bipartisan. Dal Comitato elettorale di Venturini l'invito a respingere ogni linguaggio d'odio e qualsiasi intimidazione politica, mentre Matteo Bellomo, coordinatore della campagna di Andrea Martella sindaco, parla di episodio gravissimo e intollerabile. Ma nelle stesse ore a far discutere è stato anche un altro video, sempre diffuso via social, questo ispirato ai film epici sui guerrieri spartani con riferimenti ad alleanze considerate pericolose. Signori cittadini, la situazione è grave, più del Covid, più del debito. 24 maggio e 25 maggio, l'urna diventa una pistola. Simone Venturini vi aspetta. Dategli un voto o dateci un funerale. Simone scende in campo con una spada d'oro, vede le moschee crescere come tumori nel nostro orto, bangla nei nostri ospedali. Toni che hanno provocato nuove reazioni indignate, compresa quella di Matteo Secchi, candidato della lista Venezia è tua a sostegno di Andrea Martella, che chiede di abbassare il livello dello scontro politico. Il video che abbiamo visto su Instagram da parte di questi sconosciuti è molto grave e sicuramente Simone Venturini e i suoi collaboratori non ne sanno nulla, quindi non vorrei colpevolizzare loro, però vorrei che prendessero le distanze da questo video e da questi toni veramente molto brutti e gravi. Tensione che arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi per le immagini di Kalashnikov e fucili pubblicate sulla pagina Facebook di un cittadino bengalese che invitava a votare PD. Servizio di Anna Maria Parisi, andiamo avanti nell'intervistare i candidati sindaci di Venezia, sono 8, c'è tra i candidati sindaci Claudio Vernier della lista Città Vive. Buongiorno Vernier. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come sta andando la campagna elettorale, un po' quali sono i punti del suo programma? Beh, la campagna elettorale, devo dire, sta andando molto bene. Siamo partiti meno di un mese fa, in realtà, perché ci rendevamo conto che non ci sentivamo più rappresentati da quelle che erano le proposte della politica di centrosinistra, di centrodestra. E quindi abbiamo deciso, un gruppo di professionisti che hanno già lavorato tanto nel volontariato, nell'associazionismo e che hanno già avuto soddisfazione nella loro vita professionale, di dire basta, non ci possiamo più affidare a queste persone. È arrivato il momento, l'ultima chiamata per la città di Venezia nel suo complesso, di metterci la faccia e di mettersi a disposizione del bene comune dei cittadini. Ecco, senta, ho letto una sua nota dove indica tra le priorità quello della salvaguardia lagunare e del controllo strategico, no? Di questo ambiente straordinariamente delicato e difficile da gestire, anche con anche interventi sul Mose. Che cosa prevede? Sì, Venezia, Venezia è laguna, laguna è Venezia. Non è uno slogan, è la verità. La laguna è un ecosistema delicato. Quando parliamo di legge speciale di Venezia parliamo non solo della Venezia monumentale, ma chi ha difeso, accolto e quello che ha fatto sì che la città di Venezia, quindi la Serenissima nella sua storia, potesse essere e rappresentare quello che tutti noi conosciamo. La laguna va assolutamente protetta. La laguna è, come dicevamo, un ecosistema, un polmone di biodiversità unico a livello mondiale, ed è quel luogo che ospita appunto Venezia e i suoi cittadini e i suoi abitanti. Noi parliamo della laguna come un'infrastruttura, perché in realtà sono le nostre strade per quel che riguarda la Venezia insulare, ma sappiamo che in questo momento storico è minacciata da un grandissimo problema, che è quello dell'innalzamento del medio mare. L'innalzamento del medio mare è qualcosa di oggettivo che sta peggiorando a vista d'occhio. Negli ultimi 30 anni abbiamo avuto più di 20 centimetri di aumento del medio mare. Questa cosa ha comportato tutta una serie di cose. Grazie, per fortuna abbiamo avuto, è stato ultimato il Mose,
dopo l'Acqua Grande del 2019, che in questi ultimi anni ci sta difendendo, però la frequenza di uso è ben oltre le aspettative. Questo comporta delle riflessioni importanti sull'ecosistema della laguna, ma anche su quello che c'è all'interno della laguna, quindi il porto e tutto quello che ne deriva, perché qua si parla sempre di monoindustria turistica, in realtà Venezia con Fincantieri e Porto Marghera ha un qualcosa di diverso, più di 20.000 lavoratori che vanno assolutamente supportati e protetti. Quindi bisogna avere però il coraggio di dire, se si va avanti così, si parla di alzate oltre le 200 volte per il Mose da qui ai prossimi 20 anni, la politica deve dare risposte ai cittadini, alle imprese, perché l'incertezza è la cosa peggiore per un imprenditore, e bisogna parlare di traghettare il porto verso una soluzione che possa essere compatibile con i cambiamenti che sono sotto gli occhi di tutti. Allora, poi le chiederò della sicurezza, che è un tasto dolente, diciamo, non solo di Venezia, insomma, in questa fase della storia del Veneto, però prima andiamo per un fatto di cronaca, appunto, che è legato in questo caso alla disperazione. Un uomo che si è dato fuoco dopo una lite con la moglie, è successo a Milano. Abbiamo in diretta Ilaria Marchiori. A te Ilaria, con Sandro Ponchio, a te. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui in via Sartori a Vetrego di Milano, poco distante dall'uscita del casello autostradale. È avvenuto in questa palazzina alle mie spalle questo drammatico incidente alle 9:30. O meglio, più che un incidente, un gesto voluto da un uomo che ha aspettato che la moglie e i figli uscissero di casa, dunque ha aspettato di essere da solo per darsi fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se tutti sono stati evacuati per ragioni di sicurezza. Come vedete alle mie spalle ci sono i vigili del fuoco che stanno ancora lavorando, sono giunti qui sul posto con circa 20 unità e 7 squadre provenienti da Mira, Mestre, integrate dalla squadra di volontari di Milano, coordinate dal funzionario di guardia. Sul posto i carabinieri che stanno indagando per capire quali siano stati effettivamente i motivi di questo gesto che, come hai anticipato, potrebbe essere stato provocato da una lite con la moglie dell'uomo, ma ovviamente sono ipotesi da verificare. Lo ribadisco, sembrerebbe anche, e anche questo ribadisco, che perché va verificato, che abbia tentato di dare fuoco anche a uno degli appartamenti vicini senza esito. Dunque ripeto che nessuno è rimasto ferito. Stanno continuando a lavorare in questo momento i carabinieri, i vigili del fuoco. Sul posto è giunta immediatamente anche l'ambulanza del SUEM 118 con l'automedica, ma quando sono arrivati non c'era più nulla da fare e hanno trovato l'uomo che ormai era carbonizzato. Una tragedia, l'ennesima tragedia che avviene per motivi di disperazione, almeno così sembrerebbe da una prima ricostruzione di quanto accaduto. Al momento queste sono le informazioni che vi possiamo fornire per il momento. Dunque qui da Vetrego di Milano è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Ecco, Verniere, qui siamo nel contesto di una disperazione che aumenta, di problemi familiari, di problemi economici per le famiglie e le imprese in questa fase difficilissima con le guerre in corso. Ecco, dal suo osservatorio, da questo punto di vista, sia per quanto riguarda l'aumento delle indigenze e poi anche il problema della sicurezza che travaglia anche questa città. Ma sono gesti estremi che fanno riflettere quanto la politica e lo Stato riesce a intervenire, a prevenire. È evidente che quando uno vive e si affida all'interno di un comune, di uno Stato, dovrebbe essere una sorta di assicurazione
siamo tutti cittadini dello stesso luogo e ci dovrebbero essere delle responsabilità di chi fa politica. Magari questo è veramente un atto estremo, tragico e difficilmente diciamo che si poteva prevenire, ecco. Però il problema che dice lei è grave. Negli ultimi 30 anni di politica all'interno del Comune di Venezia abbiamo visto un impoverimento sociale molto forte. È tutto più difficile, tutto più caro, ci sono meno servizi. La verità è che la gente fa fatica. In più nella Venezia insulare e Mestre Centro abbiamo visto uno spopolamento continuo, le persone vanno via perché sono diventati dei luoghi costosi, difficili, respingenti, che non danno lavoro, che non danno sicurezza, che non danno servizi, che non danno case. E questo la politica deve assolutamente saperlo affrontare, deve dare risposte ai cittadini che vorrebbero, giovani, che vorrebbero rimanere a vivere in questi luoghi e soprattutto a chi questi luoghi vorrebbe sceglierli per venirci a vivere e lavorare. Quindi queste sono le risposte che bisognerebbe dare alla politica. Sulla questione della sicurezza c'è stata sicuramente una degenerazione, si interviene sempre a un livello di... Siamo andati troppo oltre, cioè siamo già a livello emergenziale. È incredibile che la politica sia sempre così miope e non sappia prevenire i problemi. Ma questo non solo sulla sicurezza, parliamo anche dell'overtourismo, parliamo del problema della casa, cioè i problemi sono tantissimi e si arriva sempre, allora quando lavori in maniera emergenziale fai fatica, costa di più e in realtà lo fai quando a volte i buoi sono già scappati dalla stalla. Quindi questo ed è il motivo per cui noi ci siamo messi a fare politica, cioè vogliamo avere una visione lungimirante. La politica deve portare la qualità della vita dei cittadini a migliorare, cioè una cosa dovrebbe dire un sindaco di una città: io quando ho finito il mio mandato fra 5 anni l'obiettivo è che i miei concittadini stiano meglio, perché qua non è un problema di ideologia a sinistra o destra, qui è un problema di fare le cose per i cittadini, amministrare, governare un luogo per il bene comune. Niente altro. Sulla sicurezza bisogna intervenire sia con la presenza sul territorio delle forze dell'ordine, grazie alla collaborazione con questore e prefetto e vigili, che sono 500 all'interno del Comune di Venezia, ma bisogna anche prevenire. Si previene con professionisti del sociale che stanno sulle strade, camminano per le strade, accolgono le persone, fanno vedere che c'è altro, perché quando una città inizia a essere vuota perché ha le saracinesche abbassate, i negozi con le luci spente, una città viene occupata dalla delinquenza. E quindi noi nel nostro programma parliamo anche di riaprire degli uffici pubblici in questi luoghi che maggiormente soffrono. Quindi parliamo principalmente, per quel che riguarda la Mestre Centro, via Piave, Corso del Popolo, tutte delle zone che stanno soffrendo problemi anche di droga sociali molto forti. Ecco, senta, centro-sinistra e centrodestra, voi vi sostenete uno dei due blocchi, siete assieme ad altre liste, come siete posizionati? No, noi siamo autonomi e indipendenti, siamo una lista civica, come dicevo all'inizio, non abbiamo nessun apparentamento. A noi interessa il programma e interessano i cittadini. Noi contiamo di dare voce a quel 50% di cittadini che non si fidano più della politica per come la conosciamo oggi. Noi puntiamo a quei voti. Ecco, senti, un'altra cosa, lei citava giustamente l'overtourism, il ticket d'ingresso, qual è la vostra posizione? Il ticket d'ingresso, che per il terzo anno consecutivo viene riproposto, non solo non è servito a nulla, ma è pure stato dannoso. C'è la necessità di rendersi conto che Venezia è un'isola e c'è un punto di rottura. Non si può passare dai 9 milioni di turisti del 2015 agli oltre 35 del 2025 facendo finta di nulla. Bisogna intervenire, bisogna, attraverso degli studi che sono stati fatti da Ca' Foscari, per esempio, un numero massimo di turisti giornalieri. Bisogna assolutamente favorire i turisti che dormono all'interno delle attività ricettive. Bisogna però neanche essere la prima città a pagamento a livello mondiale. Quindi bisogna chiedere uno sforzo al turista che decide di venire in città, di dirgli: ti chiediamo di prenotare,
nella pagina della prenotazione ci saranno colori come se fosse un semaforo, ti chiediamo un contributo di 10 euro, perché quello si può chiedere perché ce lo dice la legge, ma quel contributo poi verrà restituito interamente attraverso l'uso di servizi del comune, attraverso le municipalità. Per esempio, abbiamo 12 musei civici meravigliosi, se entri al museo civico qui costa 12 euro il biglietto, bene, ti scaliamo interamente 10 euro, così diamo la percezione alle persone di contribuire a quello che poi sarà un vantaggio per tutti, sia per chi la città la viene a visitare, ma anche per chi la città la vive. Quindi un'esperienza che sia degna del luogo che Venezia dovrebbe essere. Ecco, lei diceva prima appunto che cala la popolazione, pochi residenti e continue aperture di alberghi, di bed and breakfast, di locazioni turistiche. Questo secondo molti veneziani è un problema, cosa ne pensate? Ma sì, adesso in questo momento i posti letto sono di più rispetto a quelli che sono gli abitanti, perché siamo oltre i 52.000 solo della Venezia insulare, senza contare poi tutti quelli che si stanno nascendo come funghi a Mestre, soprattutto. Quindi bisogna, ci hanno sempre detto che hanno fatto un blocco degli alberghi, in realtà non è stato così perché poi deroghe varie ne hanno aperti di ogni. Però è anche vero che ci sono dei luoghi, dei palazzi che appartamenti non possono diventare, quindi bisogna un po' distinguere quello che fa male veramente alla città, qual è il vero scoglio. Lo vero scoglio è trovare appartamenti che abbiano che siano facilmente affittabili dai residenti, e qua bisogna agire in un modo molto ampio, nel senso che tanto bisogna dare garanzie a chi affitta con contratto a tempo per residenti, delle garanzie che il pagamento dell'affitto sia reale, e ci sono degli strumenti già, c'è il welfare del comune, c'è il sindacato inquilini e c'è il sindacato proprietari. Poi bisogna assolutamente parlare con chi fa locazione turistica, ma bisogna anche qua distinguere se chi fa locazione turistica è un residente e i soldi che vengono percepiti rimangono all'interno del territorio, o è qualcuno che viene da fuori e fa economia estrattiva, quindi albergo diffuso o locazione turistica, aiuto, diciamo, sostentamento per residenti veneziani che lavorano di questo. La questione è abbastanza complessa, bisogna sedersi con i vari player e capire come affrontarla, però sta di fatto che l'economia estrattiva che abbiamo visto negli ultimi anni su tutti i settori di Venezia va assolutamente bloccata. Io non capisco perché bisogna continuare a dare milioni di euro a Booking, per esempio, quando la città di Venezia potrebbe, proprio attraverso uno strumento simile, vista la notorietà di Venezia nel mondo a livelli di New York, trovare un modo per trattenere del denaro che poi può essere investito in città per i cittadini e per i turisti. Claudio Vernier, candidato sindaco a Venezia con la lista Città Vive. Grazie. Grazie a voi. Grazie, a presto. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Italo Morao e Alessandro Granziera. Torniamo subito. Milione 330.000 telespettatori incollati alla TV per la diretta dell'adunata degli alpini sulle nostre emittenti, le emittenti di Media Nord-Est. Con il sole e con la pioggia sfilano 90.000 alpini a Genova, e tra Veneto e Friuli Venezia Giulia oltre 1.300.000 telespettatori si godono lo spettacolo. Per l'esattezza 1.330.000 hanno assistito da casa alla cronaca della mattinata e dello sfilamento delle penne nere nel capoluogo ligure grazie alle emittenti del gruppo Media Nord-Est. Numeri straordinari, addirittura in crescita rispetto alla dunata di Biella, che già aveva portato davanti alla TV più di 1 milione di telespettatori un anno fa.
Dall'arrivo delle prime penne nere nell'area dell'ammassamento fino al clou con il passaggio delle sezioni venete rappresentate a Genova da migliaia di alpini che hanno attraversato il nord Italia pur di essere presenti all'evento più importante per poter onorare il labro nazionale e portare orgogliosamente sulle strade della città della Lanterna i loro vessilli, i gagliardetti, la loro storia gloriosa dall'alba di una domenica storica fino al tramonto segnato dal passaggio della stecca. Questo spettacolo ha portato in media nel corso della giornata 37.000 utenti al minuto sintonizzati sui canali del gruppo Media Nord-Est, con un grafico dei dati d'ascolto certificati Auditel che mostra la differenza rispetto ad altre emittenti impegnate nel racconto della giornata finale della Dunata di Genova. Ancora una volta, quindi, il gruppo Media Nord-Est rinsalda il patto di fiducia con voi telespettatori e quello di amicizia con le penne nere, in un lungo racconto fatto di musica, volti, voci, edizioni straordinarie, tantissime emozioni. Servizio di Ferdinando Garavello, e intanto a Treviso scatta la preparazione per la DJ10 che si corre domenica prossima da mercoledì, cioè da domani, chiuso il parcheggio del Pattinodromo. Il sindaco chiede pazienza per i disagi in arrivo, infatti ci sono oltre 15.000 persone. DJ10, tutto pronto. Torna domenica prossima la manifestazione podistica organizzata dalla radio più famosa d'Italia e scattano i primi provvedimenti legati alla viabilità. Da mercoledì chiude il parcheggio del Pattinodromo, da sabato sarà vietata la sosta in alcuni tratti di Viale Nino Bixio e Piazzale Burchiellati, da domenica divieti di sosta saranno ulteriormente estesi alle parti della città interessata alla corsa, quindi attenzione soprattutto a chi parcheggia lungo il PUT. Anche quest'anno sarà possibile raggiungere il luogo della partenza Viale Vittorio Veneto con il servizio navetta. Con parchi e bus sarà possibile lasciare l'auto in uno dei due grandi parcheggi scambiatori, Sant'Artemio e Mercato Ortofrutticolo, e come sempre ci saranno i critici e gli scontenti dei disagi causati, di cui il sindaco è ben conscio. Se c'è stato e per i disagi che ovviamente ci saranno, sono il primo a scusarmi. È altrettanto vero che ci stiamo preparando per una grande festa che farà parlare di Treviso in modo importante a livello nazionale, quindi mi scuso per i disagi, mi sto allenando perché non voglio sfigurare accanto a Linus, però voglio dire, adesso sono molto concentrato sui cantieri, la sera un qualche chilometro riesco a farlo, quindi non sono poi così in forma, ma ce la farò domenica. Uno dei problemi è proprio il DJ Village, che come lo scorso anno avrà sede al Pattinodromo. Residenti ed utilizzatori dovranno trovare altre soluzioni per 5 giorni. Molti si sono già lamentati tra chi non ha visto i cartelli e chi non sapeva. In realtà il cartello con la chiusura del parcheggio è esposto da 15 giorni in tutte le entrate e uscite del parcheggio. Abbiamo fatto comunicati stampa, abbiamo utilizzato anche la vostra emittente per comunicare questo, l'abbiamo comunicato nei social 15 giorni prima la chiusura. Cercheremo di fare sempre di più. Ricordo che la settimana scorsa è partito anche un'azione di volantinaggio puntuale in tutto il percorso della DJ10 che avvisa i residenti di questo grande evento che fa parlare di Treviso a livello nazionale, all'insegna dello sport, della cultura, del divertimento, dei giovani, delle famiglie e anche di quegli anziani che magari in questa fase si sono sentiti un po' trascurati. Allora, per scusarmi, voglio anche invitarli a partecipare alla DJ10. Così il sindaco di Treviso. Intanto è stata inaugurata la mostra itinerante Io ci sono di fronte al municipio di Ponzano Veneto, 11 foto in bianco e nero per fare parlare soltanto i volti delle persone. Quando abbiamo partecipato, come con tanti altri colleghi, alla presentazione di questa mostra nella Loggia Cavalieri, sono rimasto personalmente colpito dalla forza di questa iniziativa, dalle immagini, ma soprattutto dalla gioia dei ragazzi che sono qui presenti, che sono quelli immortalati nelle fotografie. La mostra itinerante Io ci sono apre un altro capitolo dopo Treviso, Silea, Spresiano e Padova, approdando a Ponzano, dove di fronte al municipio sono state esposte le foto di 11 persone che normalmente sfuggono allo sguardo, lontane da una socialità che chiede invece condivisione e rispetto. Questa mostra viene qui in strada, in piazza, in un'area di fronte al municipio, proprio perché qualsiasi persona la possa vedere e per qualsiasi immagine che rappresenta questi bravi ragazzi e ragazze possa essere un'immagine vivente all'interno della comunità.
L'idea di Enrico Colussi, il fotografo, è semplice quanto profonda: ritrarre in un rigoroso bianco e nero i volti di coloro che spesso si sentono invisibili o preferiscono nascondersi agli occhi della gente, paurosi di un giudizio o di un commento che potrebbe ferirli. Il volto non mente, il volto non dice se siamo o meno disabili, siamo tutti solo persone. È un'emozione grandissima vedere tutte queste foto dei nostri ragazzi. Sono le nostre vite, sti ragazzi. Guai se non ci fossero. In ogni città Colussi sceglie luoghi differenti anche per dare valore a ciò che prima non lo aveva. Il fotografo che ha deciso di organizzare questa mostra itinerante in maniera diversa per far capire l'importanza di rigenerazione urbana nei stabili, nei posti magari più degradati anche. Iniziare a fare inclusività con queste bellissime mostre. Questa è la mostra, ad esempio, Ci sono, proprio per far capire l'importanza che un luogo squallido con questi volti può diventare bellissimo. Così la nostra Mirelluccia, vediamo invece domani sera a cura del Circolo Culturale di Conegliano alle 18:30, presentazione del libro Dare forma alle meraviglie, una storia di visione, innovazione e coraggio di Massimo Colomban, pubblicato da Antiga Edizioni. La presentazione all'Enoteca Veneta di via Dalmasso 12 a Conegliano presso la scuola Cerletti. Gli ospiti di questa sera a Focus: Guido Bertolazzi, Anna Maria Bigon, Augustin Breda, Leonardo Padrin, Laura Puppato, Franco Roccon e Shors Surme. È tutto, grazie per averci seguito. I nostri registi Italo Moravo e Alessandro Granziera, buona giornata, arrivederci.